buon pomeriggio a tutti, un abbraccio per tutti gli ammalati con una presta guarigione, per tutti i detenuti una prestissima libertà e un bacio forte forte per tutte le persone anziane, per tutti i bambini del mondo. Salutiamo l'amica Creta Magoni che dice buon pomeriggio, che mi segue da YouTube, ed un abbraccio in particolar modo a tutti i miei follower che seguono questa mia live. Allora, per parlare con me oggi è una live particolare perché non userò le carte, ma userò i poteri della mia mente, la veggenza. Quindi attraverso la vostra voce vado a indovinare a ognuno di voi. Pronto? Buongiorno, parlo col maestro, credo. Sono io, buongiorno, sono io. Buongiorno, sempre un piacere Piacere. sentirla, l'ho chiamata qualche tempo fa, non tanto. Sempre riguardo a mio marito, volevo sapere se riuscirà a sistemare la situazione con suo fratello. Lui è dunque da 40 anni, 41 anni, il fratello ne ha 24. Pesci bilancia, no, pesci acquario. Pesci mio marito acquario ragazzo. Quindi dobbiamo vedere se torna alla pace. Se riesce a sistemare una situazione Tra di loro? Sì, tra di loro, sì. Perfetto. Tra di loro, se riesce a sistemare un attimo in linea. Sì. La ringrazio. Allora, signora, mi stia a sentire. Il fratello di suo marito è una persona che non ha fiducia nemmeno di se stesso e si fa influenzare da terze persone ed è così diventato così cattivo che non crede nemmeno più nel fratello. Quindi questa situazione è talmente ingarbugliata, ma talmente ingarbugliata che è difficile mettersi a posto, perché, ripeto, lui non ragiona col suo cervello, ma con il cervello degli altri. È un po' prepotente, sì, no? Ok? No. Quindi difficilmente la cosa è risolvibile. Non riesce a risolvere? No. E non vorrebbe dare i suoi documenti, però Purtroppo è così, signora. non riesce a sistemare. No. E quindi ci sono battibecchi anche con me. È chiaro. Non so, cosa mi consiglia di fare? Signora, un consiglio valido per questa persona io non lo vedo, perché una persona è così diventato così cattivo e prepotente che non si ci può discutere, quindi vada per via legale, secondo me è l'unico modo per poter ottenere qualcosa. Via legale, ma in che senso? Cioè non è che devi darle qualcosa? Ho capito, signore, questo l'abbiamo capito, ma per stabilire un rapporto, se non c'ha niente a che vedere col fratello, signore, non vede il motivo perché lei si sta preoccupando così tanto. Lo mandi a quel paese e sta in grazia di Dio. Perché purtroppo, essendoci dentro, mio marito è come se ci fosse un fratello. Ah, ecco, quindi lei ci sta al centro, quindi lei sta facendo tutto questo per salvarsi. E per cercare la quiete alla fine, perché per l'ennesima volta è stato questo suicidario. C'è poco da recuperare, signora, arrivederci. Va bene, la ringrazio, ciao. Buongiorno. Odio la cazzimma delle persone, la odio. Pronto? Buon pomeriggio.
pomeriggio. Buon pomeriggio, signora. Allora, volevo farle una domanda, volevo chiedere. Allora, io sto attraversando un periodo un pochino, diciamo così, della mia vita, tra, diciamo, problemi di famiglia, con mio marito, c'è tanta tensione tra di noi. Volevo chiedere se questo periodo passerà, perché non ce la faccio più. Vediamo, signora, quant'anni c'ha lei che segna? Quant'anni c'ha lei che Allora, segna? io ho 37 anni e sono al segno della vita. Se suo marito? Allora, mio marito ha 41 anni ed è segno di Sagittario. Un attimo in linea. Signora, suo marito è una persona che pensa solo per se stesso ed è una persona che ormai è diventata una, con lei come fosse un'abitudine ed è un padre padrone. Quindi il discorso è della normalità, io non vedo che torna la normalità perché lei l'ha abituato talmente male a questa persona che è convinto di essere lui il suo padrone. Lo sa questo, giusto? Sì, come no. Sì. E quindi il suo marito è talmente abituato a questo modo di vivere a fianco a una donna come lei che lo porta spesso a maltrattarla. Quindi lei sta facendo una vita, diciamo, sacrificata, una vita diciamo, dove non conosce più la gioia, la felicità, e tutto questo la sta portando a una seria ansia depressiva. Quindi lei deve prendere una seria decisione, deve farsi un cammino migliore, quindi deve bene valutare cosa farne della sua vita, perché davanti a quest'uomo non farà altro che peggiorare il suo percorso di vita. Mamma mia. Sono stato chiaro, sì? Chiarissimo, il problema quando ci sono in mezzo i bambini, uno perché ha 2 figli, ci penso un attimino di più, magari Ha perfettamente ragione, signora, è chiaro, però ecco, lei però sarà quella che deve soffrire e deve pazienziare, quindi sacrificarsi per i figli ed è la cosa giustissima da fare se ci sono i figli, ma bisogna anche non sottovalutare la sua propria vita, perché i figli poi crescono e la manderanno a quel paese, non è che non è tutto fiori quel che crescono. I figli sono figli quando sono piccoli, una volta cresciuti, arrivederci. Ma lui non ha più sentimento nei confronti. Ma lui non è, signora, la parola amare è una parola grossissima. Lui ci tiene alla famiglia, però continua a fare i suoi porci comodi fuori alla famiglia. È chiaro? Ma pure un'altra donna. Signora, ma io non glielo devo dire io queste cose, lei lo sa benissimo a chi c'ha davanti, signora. Le conferme non se le deve cercare altrove. Però lo dico a me perché io appunto facendo una vita diciamo sempre chiusa in casa, diciamo non riesco neanche, vorrei capire, ma non riesco. Non so come, perciò ho fatto questa domanda, a volte mi vengono i dubbi, però quindi lui ha pure qualche donna. Signora, ma a lei piace la vita che lei sta conducendo? No, assolutamente, sono una richiamata. Lei lo sa che quando è finita la sua vita lei non nascerà più, giusto? Certo,
lei lo sa che la vita è una sola, no? Certo, come no. E sta a lei se bruciarla la sua vita o godersela un po' di serenità. Sta tutto, devo separarmi. sta tutto in mano a lei, signora, Lo so. perché la vita è sua. Lo so. Gli uomini già erano gli uomini, già io sono un uomo, non dovrei dire certe cose, però Certo. gli uomini già erano cattivi prima. Con l'arrivo dei social, Sì. che le zoccole sono aumentate il triplo. Lo so. Basta mettersi in una chat, scrivere con una di queste per pochi minuti e il giorno dopo se la trovano già a letto. Quindi di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? Lo so. È chiaro? Va bene, la ringrazio. Arrivederci, signora, arrivederci. Buona serata, arrivederci. Salutiamo l'amica Emma Sherry che dice ciao Cleo, buon pomeriggio da YouTube. Ok, ciao Emma, buon pomeriggio. Pronto? Maestro Cleo? Ciao, chi è? Ciao bello! Come Chi va? stai? Bene, grazie. Sei bravissimo, ti seguo sempre. Grazie, gentilissima. Di niente, la verità dico. Grazie. Allora, maestro Cleo, volevo sapere se il mio ex compagno ritorna. Cosa? Se il mio ex compagno Franco, che Capricorno, ritorna da me. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io sono Rosetta, sono nel segno dello Scorpione, ho 55 anni e lui 50, del segno del Capricorno, Franco. Da quando è andato via? Dal 5 anno. Vediamo subito. Da questo momento stai zitta e parli all'ultimo. Allora, questo è un rapporto che è iniziato molto bello e man mano, zitta, e man mano questo rapporto è andato sempre a peggiorare, ma non per colpa tua, perché tu sei una donna grandissima, col cuore grande, ti sei messo, gli hai dato anche il cuore, l'anima, ma per colpa degli altri che hanno creato disguidi tra di voi. Questo rapporto è andato a sciamare, è andato a concludersi per causa di terze persone, per causa degli altri. Io ti dico che il ritorno io non lo vedo tra te e questa persona, proprio perché questa persona io la vedo già accanto a un'altra, quindi non vedo un ritorno. Mi dispiace per te, ma purtroppo le cose stanno così. Non avverto Sì, c'è un'altra, ma scusami, ma è un'amica. E vabbè, è chiaro, che deve essere? Deve essere la moglie. Ti ho detto, c'è la presenza di un'altra persona. Il ritorno io non lo vedo, mi dispiace. Va bene. Arrivederci. Grazie. Ciao. Salutiamo l'amica Giulia che dice maestro benvenuto, un abbraccio da Fragola, un bacio a tutta Fragola, un bacio forte. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Laura. Volevo sapere cosa sta succedendo nel mio matrimonio. Da quanti anni siete sposati? Aspetta, 26. Mi dici quanti anni c'hai, Laura, e che segno sei? Io sono Acquario e ho 45 anni. Vuoi anche la sua? Sì. Lui ne ha 52 ed è dello Scorpione. Ok, un attimo. Pensa intensamente a tuo marito.
perché tu non ci capisci più niente nella tua vita matrimoniale, sono esattamente 1 anno e mezzo all'incirca. Sì. Tuo marito è cambiato totalmente, nel senso che anzitutto si è raffreddato nei tuoi riguardi ed fuori casa sta bene, dentro casa sta male. Esatto, me ne sono accorta pure io, perché io fuori lo vedo un'altra persona. Sì. Lo confermi? Sì, certo che lo confermo, è proprio così. Poi lo vedo una persona che è come se c'ha qualcosa dentro e ha paura di svelarlo. Infatti io lo vedo molto assente. Sì. Allora, io ti dico che tuo marito sta attraversando un lungo periodo di assenza dovuto a delle sue incomprensioni e decisioni. A modo suo ci tiene per la famiglia, ma c'è la presenza di un'altra persona che sta ostacolando questo vostro rapporto e vedo che c'è quasi riuscito, perché tuo marito ha cambiato anche le sue abitudini, quindi non è più quello di prima. Ecco perché ti stai allarmando, perché si comporta nel modo diverso, quindi spesso ti racconta bugie, spesso si comporta con falsità, ma io ti posso dire che tuo marito vedo la presenza di un'altra persona. Quindi Un'altra persona è qualcuno della famiglia che si è diverso? Allora, non solo questo, io vedo proprio la presenza di un'altra persona come sentimenti, non come amante, cerco di farmi capire, come un'amica a cui lui si confida, si sente e così via. Io non ho capito che c'era comunque un'altra donna e che lui non ragiona più con la sua testa, perché non è più lui. Esatto. Lui non ragiona, cioè io lo sento parlare e mi rimango scottata. Allora ti faccio capire, tuo marito, se tu gli parli, ti segue con lo sguardo ma non con la mente. È distratto, non riesce a guardarti, perché uno che si sente o si vede o altro non riesce a guardare la sua compagna negli occhi, è chiaro? Esatto. Io parlo e lui mi assale, mi urla addosso, è come se lui per adesso me mi odia. Sì, Non mi sopporta. gliel'ho detto, fuori sta meglio, dentro casa sta peggio. Allora, mi tradisce con questa cosa o è soltanto un'amica? Al momento è un'amica, ma tu credi nell'amicizia tra un uomo e una donna? No, non ci ho mai creduto io nell'amicizia, non ci crederò mai. Io e te, Io sono, allora, amica mia, sono stronzate. Io odio queste donne che dicono l'amicizia. Allora, se io a te siamo amici, dagli oggi, dagli domani, io a te andremo a letto, garantito. No, non esiste, come non esiste l'amicizia tra amici, 2 uomini, è solo per un intento, perché l'amicizia non esiste. Capito? È inutile che mi vengono a dire l'amica, fai presto a dire mi piaci, vuoi venire a letto con me? Andiamo. Ma posso farti una domanda, ma vedi separazione perché io mi sono stancata, io che faccio Ma tutto, Gioia, tutto sta in mano a te, la decisione la devi prendere tu. Ma lui comunque mi sta portando al punto di farmi stancare, perché lui mi lascia pure tutto il giorno a casa, esce da solo,
l'hanno visto tante persone Arrivato un consiglio d'amico, arrivato a questo punto, quanti anni c'hai detto? Io ne ho 45, A però 40 con il la- dimostro pure 30. a 45 anni inizia una nuova vita, mai arrendersi. Io ce n'ho 63 e non mi arrendo. Io ne avrei già, ero andata via di casa, cioè praticamente ho passato tutto l'inverno che me n'ero andata per vedere se lui cambiasse. Però sono tornata e ho visto che lui... Peggio del peggio. Cioè, esatto, proprio non mi calcola, non mi guarda. Cioè, allora, stammi a sentire, prenditi la tua vita in mano. Prenditi la tua vita in mano, perché la però vita... sto capendo che lui praticamente mi sta facendo stancare, perché lui, così può dire una parola in più, se ne è andata di casa là, perché conosco il soggetto. Ma mandala a fanculo, senti a me, ci pace. Hai capito? Ma mandala a fanculo, vivi la vita, perché la vita è una sola, un'altra di ricambio non ce l'abbiamo. Viva la vita, esatto. Viva la vita. Io la faccio 3 anni che faccio questa vita, non è un giorno, 3 anni. Da dove mi stai chiamando, Gioia? Io sono siciliana. Siciliana. Goditi la vita, senti a me, prenditi in mano la tua vita e cerchi di ricominciare da capo, perché questa che stai facendo non è vita. No, io ce la faccio più. Senti, sono stanca. Hai ragione. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio, perché sono 26 anni che sto con lui, ero una ragazzina. Però vedo che la colpa, io lo dico, di tutto, però lui non fa nulla. Gioia, stiamo in un contesto cattivo. È un'epoca brutta, un'epoca che si pensa solo all'atto materiale, ma non la vita ha perso il valore, la vita ha perso l'umiltà, siamo diventati tutti Satana, assatanati. Ma questa ragazza che lui dice, io la conosco? Non penso. Ma infatti lui non mi porta più in giro. Figurati. Sei così brutta? Brutta io? Assolutissimamente. No, dico, sei così brutta che ha vergogna di portarti in giro? No, assolutamente, anzi, quando cammino con lui con umiltà, te lo dico. Se si girano tutti a guardarmi, ma te lo dico con umiltà. Povero uomo. Perché mi faccio guardare, perché nemmeno dimostri di 45 anni, credimi. Augurone, prenditi la tua vita. Ti ringrazio. Ti abbraccio, ti do un bacio forte. Grazie. Continua a seguirmi, ciao. Ma io sto entrando in live. Grazie. Ciao. Salutiamo l'amico Francesco, detto Ciccio. Ciao Francesco. Ok, dice Giulia, grazie della tua compagnia. Grazie di te, Giulia. Un bacio. Acchiappate. Allora, pronto? Buonasera, signor Cleo. Buonasera, signora. Senta, io ho tutta l'estate che ho mal di testa forti, ma non so come, non ti tocco, ma vorrei sapere... Ma lei è stato dal medico? No. E beh, bisogna andare dal medico, signora. No, pensavo che aveva dei malotti. Ma... Ha parlato di me male pure, no? Allora, lei c'ha sempre il mal di testa? Sì. Ho capito. Adesso ce l'ha il mal di testa lei? Sì, oggi pure ce l'ho. Allora, prendi la sedia, si siede comodamente. Se è un malocchio va via, se no resta. Vediamo, facciamo una prova. Allora, si faccia il segno di croce per 3 volte. Ho fatto. Io conto fino a 5, lei è il numero 5 e chiudi gli occhi. Chiedo scusa. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, mentalmente recita una preghiera insieme a me.
Ora si concentri sul mio viso, la mia immagine. Stia zitta e mi dica quando avverte un calore, ok? Da questo momento in poi. Adesso. Perfetto. Ripeta insieme a me, signora. Rotas, Rotas, arepo, Aleppo, opus, Opus, opus sia, Opus sia, male va via. male va via. Si rifaccia il segno di croce per 3 volte. Io conto fino a 5, lei a 5 apri gli occhi. 1, 2, 3, 4 e 5. Piano piano, piano piano, si alzi dalla sedia e mi dica come si sente. Poco meglio. Un po' meglio? Sì, Il mal di testa è più come prima? no, come prima no. Perfetto. Allora, se era una forma di malocchio, il malocchio è andato via e man mano il mal di testa scomparirà. Se viceversa non è una fonte di malocchio, purtroppo resterà e deve andare dal medico per controllarsi. Per questo sì, lo so. Va bene? No, adesso mi sento un po' meglio. Auguroni. Significa che ce le avevi. Auguroni. Grazie. Arrivederci, signora. Arrivederci. Il mio numero di telefono lo trovate sul mio profilo TikTok. Pronto? Buonasera, signora. Prego. Deve alzare un po' la voce però, signora, Ho una figlia divorziata con 2 figli. Vorrei sapere, non so, se mia figlia è una ragazza giovane, che appena 30 anni, se troverà qualche. Vediamo subito, signora. Allora, c'ha 30 anni, che segno è? Ariete, scusa. Ariete, un attimo solo, signora. Allora, sua figlia anzitutto ci deve dare una calmata perché non è stabile sul percorso da prendere, si lascia un po' andare, diciamo, ma è una ragazza molto intelligente, per carità. Non crede nella stabilità sentimentale, quindi non è portata per la stabilità. Però io vedo che incontrerà una persona che la farà perdere categoricamente la testa, e questa la incontrerà il mese di ottobre e vedrà che sarà tutta una novità e sarà un nuovo percorso di vita e di stabilità. Sì, signora. Ah, sì. No, signore, se chiama da altri cartomanti le dicono subito che gli hanno fatto una fattura. Quando non c'è niente, non c'è niente. Se c'era qualcosa gliel'avrei detto. Quindi occhio e fate attenzione quando chiamate a questi cartali, va bene?
Arrivederci signora. Allora, per consulti in privato potete contattarmi tramite WhatsApp per fissare appuntamenti nel privato. I consulti in privato sono a pagamento intanto, quindi in questa live non si paga niente, è del tutto gratuito, però non vedo i tap, voglio vedere aumentare il numerino dei like, portiamoli a 10.000 all'incirca, va bene? Allora 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72 per comunicare con me in questa live. Come vedete sto effettuando consulti di alta veggenza dove potete comunicare con me con facilità, dialogare con il sottoscritto e vi darò delle risposte ai vostri dubbi. Un caro saluto va per l'amico mio Sergio Zaccariello che mi sta seguendo. Ciao Sergio, buona visione, un abbraccio forte 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 forte. Allora, quando si parla di consulenza, si parla spesse volte di cartomanzia, perché la cartomanzia è un qualcosa visiva che all'occhio del pubblico diventa un qualcosa di misterioso. Però il vero maestro dell'occulto, coloro che si occupano dell'occultismo, dell'arte divinatoria, lo può fare anche senza carte se è un veggente. Io lo sono e come potete vedere oggi io sto qui senza carte, dimostrandovi effettivamente chi sono io. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Allora, vorrei sapere, io ho fidanzato, se c'ha qualche donna e se Bidone siamo lasciati un mese fa. Quant'anni c'ha Ciro? Che segno è? C'ha 47 anni e ca un acquario. Tu invece quant'anni tieni? Che segno sei? Capricorno, 46. Un attimo in linea, grazie. Allora, anzitutto questo è un rapporto dove caratterialmente non siete fatti uno per l'altro, perché lui è un libertino, ama essere libero e svolazzare di qua e di là, mentre tu sei possessiva, gelosa e lo vuoi tutto per te. Infatti il tuo carattere ha portato a questo allontanamento di questa persona, perché non è stata la prima volta che vi siete litigati, ci sono dei litigi già
precedentemente, che hanno fatto traboccare poi il vaso. Attualmente questa persona sta, diciamo, non sta con un'altra, ma sta con le altre, nel senso che gli piace comunicare sui social, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. È uno uccello di bosco, è uno che non guarda in faccia a niente. Quindi io un ritorno con te lo vedo pure, ma questa persona, anche se torna con la stessa testa, con il suo modo di fare, con il suo modo di vivere. Allora io mi pongo una domanda: di un uomo così, che ne fai? Lo so, però è tutto al contrario, perché lui era positivo con me, perché lui era moltissimo geloso, non mi faceva uscire. Non si sarebbe allontanato se fosse stato così. Però lui dall'inizio, quando l'ho conosciuto, cos'era? All'inizio perché doveva conquistarti, hai capito? Dopo man mano è cambiato, e tanto è vero da lasciato da solo. Uno geloso, possessivo, lascia la sua donna da sola. No. E allora? No. E allora è strunzata che la bocca, che sa piberisce tutto qua. Sì. O no? Sì. E allora? Sei stata scema tu, sì. Sì, Sì. Ma questo pezzettino. Sei stato troppo buona. Quello è il motivo. Sì. Te ne hai avuto troppa fiducia, sei stato troppo buonaccione, e lui ne ha approfittato, perché qua ci sono, io lo dico sempre, qua ci sono uomini che non guardano in faccia a niente. Sì. Io lo dico sempre. Ma li condividevo pure con me. Stava con me. Figurati un po'. Conviveva con me. Figurati. Sì, non ho fatto mandare nulla. Niente. Sei stato troppo fessacchiotta. Lo so. Ma lui se torna non me lo prendo più ormai. Se torna, mandalo a quel paese, perché se te lo prendi ricominciamo tutto da capo, stiamo punti a capo. Sì, sono le stesse cose di un'altra volta. Sì. Mi piace chattare, mi piace sì, perché come mi ha bloccato a me. Questo è uno di quelli che ogni pertusa è festa. Sì, ma non è un tipo che deve stare solo, perché nessuno se lo prende, per il suo carattere, perché lui è troppo, c'ha un carattere proprio bruttissimo. E io che t'ho detto? Brutto. Io che t'ho detto? È aggressivo, sì. Auguroni e tanta pace e serenità. Ok, grazie mille. Stammi bene, ciao. Pronto maestro, buongiorno, buon pomeriggio. Adesso vorrei chiederti una cosa, perché non mi fido solo di lei. Ti ringrazio. Ho presentato un'istanza di scarcerazione ieri pomeriggio. Sì. Vorrei sapere se tra oggi o domani dovrei sapere il resto, se viene accettata, che mi levano gli arresti. Vediamo subito. La data di nascita? Sì. 15/8/1993, 15 agosto al Matera. Un attimo solo.
Allora, ascolta, ti dico ciò che io avverto, perché io quando avverto delle percezioni lo devo dire. È come se questa volta qui la risposta, mi auguro che io mi sbagli, attenzione, come se questa volta qui la risposta è negativa, ma subito dopo verrà presentata, diciamo, una seconda, non so, la terza, quello che sia, verrà accettata. Capito? Quindi, se questa volta è negativa, tu parli con i tuoi legali, fatti subito, dopo, non so dopo quanto tempo lo si fa, non sono un legale, falla presentare di nuovo perché l'accetteranno. Non te lo so dire perché non so le leggi in Italia come funzionano su questo lato, però parlane con il tuo legale. Ho capito, posso farmi un'altra domanda? Prego. Mica vedete più carcere per fare 4-5 mesi? No, assolutamente no. Va benissimo, grazie. Auguroni, buona serata. L'amico Francesco dice: maestro, il carattere brutto alcuni lo tirano fuori solo in certe situazioni, per le altre cose non le hanno. Sì, vabbè, hai ragione. Pronto? Sì, buonasera maestro. Buonasera, signora. Io mi chiamo Giuseppina e avevo incontrato una signora che si chiama Fabio, però mi sento un po' strano, siccome non l'avevo chiamato, ma mi aveva detto uno che c'è dentro il agosto, però mi ha lasciato e non se l'ha messa più. E si vede che non è questa qui la persona che lo disse, signora. Ho capito. Ma mi può vedere questo comportamento dei miei soggetti? Vediamo su questo, signora. Quanti anni c'ha sta persona? Deve fare 59 anni a dicembre. Va bene, un attimo solo. Signora, non ha visto in lei la donna che cercava. Lui cercava una donna per il letto, ma in lei ha visto una persona seria ed ha preferito allontanarsi. Ok, l'importante è che non c'è più bisogno. No, Va bene. Ok. arrivederci. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Lucia della Sicilia. Prego, Lucia, dimmi. Clear? Sì, ditemi. Vorrei sapere una cosa sul mio compagno, perché ha 18 mesi che manca. Sinceramente ho passato dei brutti momenti. Ma è andato via da 18 mesi o 18 mesi che manca? Non ho capito la domanda. Allora, manca da 18 mesi che è andato da sua madre, e non so se sua madre ha fatto qualcosa. Ah, tornato, ho capito. Una storia di quanto tempo, signora? Ha 18 mesi che manca, però ci sentiamo, lui mi scrive su WhatsApp, ma non ha il coraggio di venire. Vediamo, allora, gentilmente mi dia l'età, il segno zodiacale? Quello mio? Sì. Sì, allora, 27873, segno Vergine. Lui? Lui cancro 22, 6 dell'82. Un attimo in linea. Sì, grazie.
ecco, in questo caso io vedo una persona che lui, un carattere, a parte che è una persona bugiarda, signora. Sì, lo so. Lei lo sa, ma non lo so io. Io sto solamente avvertendo delle comunicazioni esterne e mi comunicano che questa persona è una persona falsa, bugiarda ed è un donnaiolo. Lo so. La ringrazio, io avevo, che non è che era dubbiosa, perché io l'ho detto tante volte a lui. Le ho fatto scoprire che io sapevo, ho guardato il suo telefono, ho visto che c'erano tante donne, cose, e lui mi ha detto no, io ho solo te. Allora, io potrei dirlo in questo momento, gli hanno fatto una fattura, la mamma l'ha fatturato per fregare qualcosa di soldi. Ma siccome lei sta parlando con un serio professionista, io le dico, questa persona non ci hanno fatto assolutamente niente. È lui che ama cambiare donne continuamente. Ho capito, va bene. Quindi, signora, Maestro Cleo, io la ringrazio, volevo solo la sua conferma, ma ce l'ha una donna ora attualmente? ma non ce n'ha uno, signora, non ce n'ha una. No, ho capito. Ce n'ha più di una. Papà, scusi, maestro, fa sesso pure. Fa sesso con queste donne? E che fanno? Giocano a nascondino? No, io voglio essere sicura, perché sto fregando di lei. Signora, mi creda, lei che questa persona se n'è andato via, ha fatto il 13 al Superenalotto. Ho capito. Io, giusto da parte mia. È chiaro. Ma ci sarà una persona almeno che mi vuole? Volere e potere, signora, lei troverà di meglio, mi creda, lei troverà di meglio. Lo so. E si ricorda questa frase, lei passerà uno splendido Natale. Speriamo, maestro. Glielo auguro con tutto. Sto tanto a questa persona. Glielo auguro con tutto il cuore, signora. Grazie, maestro. Arrivederci. Una buona serata, gentilissimo, grazie tanto. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, un bacione, un abbraccio. Grazie Maria delle Rose, grazie. Pronto? Maestro? Sì. Buonasera. Allora, io mi chiamo Rita e vorrei sapere qualcosa di mio marito, proverà ancora qualcosa di più. Lui si chiama Gianluca e è del 12-11-87. Tu invece? Io sono del 18-82. Da quando anni siete sposati? 17. Vediamo subito un attimo. C'è stato un qualcosa tra di voi che ha fatto perdere la fiducia nella coppia. E vedo che questa persona ogni qualvolta che vuole ritornare quello di prima è come ci fosse un blocco in lui. Quindi questo qualcosa che ha fatto in modo di creare un muro tra di voi, molto probabilmente non è stato messo in chiaro del tutto. Ed ecco che suo marito si comporta in questo modo. Quindi io le dico di prendere in mano la situazione, parlargli chiaro, davanti a una buona e ottima pizza. E il problema si può ancora risolvere in bene e non in male, perché io vedo che suo marito ci tiene alla famiglia, ci tiene a lei, ma c'è questo qualcosa che lo sta portando alla distruzione mentale.
Qualcosa di che genere, maestro? Ma un Scusate. qualcosa che è successo in famiglia che lo ha bloccato mentalmente. Che io sappia nulla, non so. C'è qualcosa che ha a che fare con la famiglia, un qualcosa all'interno che lo porta a questo modo di comportarsi, perché un'altra donna non la vedo. Lo vedo molto attratto alla famiglia, vedo che ci tiene alla famiglia, ma ci sono, ecco la parola esatta, ci sono dei dubbi dentro di lui che lo stanno divorando. Questa Infatti oggi mi ha fatto un discorso che io non me l'aspettavo proprio, un discorso che vuole arrivare alla finitura. sì, motivo? Io non lo so neanche io, non me l'ha dato proprio motivo. Lui era chiesto solo di stare un po' da solo. Stare un po' da solo. Ecco, allora ci troviamo con quello che gli ho detto io. Chiaro? Quindi lui ha dei dubbi, ha delle preoccupazioni, come se tu gli hai fatto un torto, come tu gli stessi facendo un torto, un qualcosa del genere che lo sta portando al manicomio mentalmente. Ecco perché ti ha detto voglio stare un po' da solo. Non c'è motivazione, non c'è motivazione, perché da soli potete stare anche tutti e due lontani dal mondo e ve ne andate dentro una montagna, dentro una capanna. Sì. O no? Sì, ma infatti io questo voglio capire, ma cose che ho fatto oppure cose che si è allarmato, molto probabilmente ha preso qualcosa per altro, si è allarmato perché ha dei dubbi su di te. Te l'ho detto prima, te lo ridico adesso, e quindi lo porta a questo suo modo di comportamento. Io te lo metto per iscritto. Ok, ma ditemi una cosa, come posso fare per recuperare questa cosa? C'hai due modi. Il primo modo è quello di sorprenderlo con qualcosa, che ne so, organizzi una pizza insieme, mangiandola, dico la pizza per dire pure uno spa, va? Sì. Vabbè, vado a fare una bella spa come si deve e durante questo percorso di questa spa comunicagli il tuo bene, il tuo amore, la tua fantasia. Vabbè, svegliati un po' anche tu. Se tutto questo non serve a niente, allora dobbiamo intervenire esotericamente parlando. Mi chiami, io ti dico come posso aiutarti, quali sono i costi, qual è la situazione, ti spiego tutto. Va bene? Ok, va bene. Spero che sono stato utile per darti validi consigli. Sì, no, perché anche io mi sento un pochettino, non so, dove io ho sbagliato, che io sono sbagliata da nessuna parte. Lo so. Sono sempre comportata come si deve. A volte basta una piccola cosa che si ingigantisce facendo pensare una cosa per un'altra. Ok, va benissimo, maestro. Va bene? Ok, grazie mille. Arrivederci, signora, arrivederci. Salutiamo l'amico Roxy Pirrell che dice vi seguo sempre, maestro, sempre il numero uno. Buona serata, buon lavoro maestro. Grazie Roxy Pirrell, grazie di cuore. Pronto? Sì? Buon pomeriggio, volevo farti una domanda. Prego. Vorrei sapere se ci sarà una storia tra me e un ragazzo che si chiama Giovanni. Quanti anni c'hai tu? Allora, 49. Segno? E lui Sagittario. E lui? Ariete 70. 70? 70, sì. Va bene. Un attimo solo.
nascere qualcosa, solo che lui ha paura di dimostrarlo e quindi si va a formare questo blocco dentro di lui. Però se tu gli fai capire che ci stai, se gli fai capire le tue intenzioni, io vedo che questa persona si farà avanti e può nascere un rapporto. Ok, Va bene? ok, grazie. Buona serata. Arrivederci, buonasera Ciao, signora, ciao, arrivederci. ciao. Ultima telefonata, vediamo chi la fa. Ultima telefonata, vediamo un po'. Vi ricordo che poi sarò nel privato per tutti coloro che vogliono una consulenza privatamente con me. Pronto? Era maestro Cleo? Sì, buonasera. Salve, vi volevo parlare della mia situazione. Allora, sono una persona di 6 anni e volevo sapere questa persona se mi nasconde qualcosa oppure va tutto bene, a carte scoperte, insomma, voglio vedere. Allora, quanti anni tieni tu? Che segno sei? Allora, 35 gemelli, lui vergine, ha 52 anni. Perfetto, vediamo se ti è sincero, va bene? Grazie mille, vorrei sapere un po' approfondito questa persona che mi nasconde qualcosa o... Vediamo subito. Allora, intanto è una persona che già esce fuori da una storia sentimentale turbolente, dove praticamente c'è rimasto, diciamo, male. È una persona che con te lo vedo abbastanza sincero, ma per una semplice storia, voglio dire, non per convivenza o vivere insieme, così via. Parliamo No, solo. noi conviviamo insieme. Sì, ma Sono questo 6 anni che viviamo sì, insieme. sì, ma questo vostro rapporto non andrà per le lunghe di convivenza, quello mi riferisco. Capito? Perché lo vedo come se fosse tirato indietro da qualcosa che lo occupa la mente. Vedo stanchezza in lui. Capito cosa mi riferisco? Sì, per il lavoro pure che fa, lui fa l'imbianchino il pittore, per la mattina alla sera a Ho lavorare. capito. Però ti è sincero, posso dirtelo. Non c'è nessuno, insomma. No. C'è qualcosa del passato, ma non attualmente, te l'ho detto già prima. Comunque è una persona che sta cambiando mano a mano, anche perché io lo sto aiutando moltissimo. Sì. È uscito se mi permetto, li posso raccontare un po'? Sì. Se non gli dispiace. Prego. Allora, questo uomo qua, quando io l'ho conosciuto all'inizio, io non lo sapevo, Sì. aveva il vizio del gioco. Sì. Allora, giocava l'Eurobet, se ce n'ha presente a Napoli, Sì. ci stanno parecchi, per fare affidare faceva dire sul letto di tanto, ma poi non faceva insomma. E mi ha pinciato i soldi, non mi portava di qua. Mano a mano ci fa fatto così, e sta cambiata, perché io lo sto aiutando moltissimo, che non bisogna subito il problema e mandare via la persona, dipende pure la persona che sta vicino. È chiaro. E giustamente sì, dipende pure la donna che sta vicino all'uomo. Come no? Perché non è È la donna che fa l'uomo. Bravissimo, perché certe volte, capito, le persone rinunciano, ma invece se tu ci tieni a quel rapporto devi combatterlo. Allora, certe volte ci sono coloro che si nascondono dietro al dito, così, vedi? Ma dietro al dito non ti puoi nascondere perché ti vedono. Allora quando mi chiamano e mi dicono voglio sapere di mio marito, bla 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 bla, già stanno pieni di corna loro. Già secondo me si sentono E vogliono sapere se il marito se n'è accorto di qualcosa
Ecco il motivo quando io dico giustamente la donna fa l'uomo. Esattamente, perché io siccome la seguo moltissimo questi giorni, Sì. sento delle storie Sì. e queste donne, prima che tu vedi che la persona sbaglia, devi sapere dall'inizio come vanno le cose, perché se non si sta bene, giustamente lasci perdere, però se intenta la cosa, cerca di aiutare la persona. Come no? Come no? Riesci pure a riprendere, perché magari certe volte ci mettiamo la prova per vedere Ma la persona, capito, dove si va a spingere. Ma la mente è un concegno da manicomio, nel senso, dopo qua ci sono, e questo te lo posso garantire, ci sono delle coppie di marito e moglie, conviventi e così via, che diventano talmente stabili, talmente convinti che uno appartiene all'altro, che non fanno niente per cambiare, non fanno niente per far svegliare i sensi al compagno o alla compagna. Si mettono là, questo è il mio passo e che Dio me la mandi bene. La cosa che sono fortunata, lo sa qual è? Che lui non mi tradisce, non è uno No. Mi ama, l'amore c'è. Poi sta tranquillo. Ha avuto una vita piena di sofferenze. Sì. Si è arrampicato nei specchi. Un problema che poi mi ha conosciuta a me, che io mi sono trasferita da Roma qui a Napoli. Sì. E siamo presa la convivenza, ho provato, c'è sempre la prima volta. Come no? E ha avuto bisogno della persona magari che lo appoggia, lo aiuta. Mano a mano lui ha capito che deve stare a casa e deve stare vicino a me. Adesso si fa a casa e fatica, insomma. Però grazie a me che io sono sempre stato vicino. Bravo. Sono sempre stata presente nei alti nei bassi, che nella vita non c'è la perfezione. Questi devono capire pure le donne. Ci vuole la seconda chance, non che uno sbaglia, capito che tu hai fatto la perfettina nella vita. Ci sono le altre Ma allora, dare anche un'opportunità. Qua ognuno la pensa in un modo e siamo in un'epoca, io l'ho detto anche prima poc'anzi, siamo in un'epoca dei social e quindi ringraziando Dio, lui è uno che non scatta proprio con nessuno. Meno male. Lo sa una cosa, maestro, cambiamo proprio il telefono. Bene. Mi rende la cosa bella del rapporto nostro. Ma il vero rapporto è quello, ma purtroppo oggi stiamo, perdonami la frase, siamo nell'epoca della zoccolizia. Come Felice a Napoli, che cazzo è? No, mi piace come lo dici. Che cazzo? Un'altra cosa, se mi permetto. Prego. La cosa mia, mi potete vedere perché mi devono arrivare dei soldi finanziamenti sul mio posto. Gentilmente, se mi potete vedere qualcosa. Vediamo subito. Grazie mille. L'hai fatto già la domandina tutto? Sì, mi si deve sbloccare una pratica, cioè con link, va. Vediamo subito. Sì, ma ci vuole del tempo, non subito. Io penso per la fine del mese. Comunque le cose vanno verso positivo. Positivo, tranquillo. Riuscirò a ottenere tutto? Volere e potere. Sì, certo, però sempre dalla fonte, non sa come funziona. Sì, vai tranquilla. Ci riuscirai, sia positiva, ok? Sia positivo. Io vi ringrazio, vi abbraccio. Ciao bella. È stato molto gentile da parte Grazie, buona serata. ogni giorno è una bella compagnia per me. Grazie, buona serata. Un abbraccio e sempre che cazzo. Ciao, arrivederci. Ciao.
Molto simpatica questa persona, siete che cazzo. Stop alle telefonate, c'è solo il tempo di salutarci ed come dico sempre io, se avete messo il seguo vi arriverà la notifica per la mia prossima live, ok? Da questo momento in poi mi trovate in privato per fissare appuntamenti tramite WhatsApp per consulti in privato. Privatamente i consulti, il costo è 30 euro. Chi vuole parlare con me, va bene? Vi abbraccio a tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi ed salutiamo gli amici di TikTok. Mentre poi andiamo a salutare gli amici di YouTube. Ragazzi e ragazze, vi abbraccio, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima mia live. Ciao a tutti.